Ragazzi, buonasera a tutti. Parto con tanti grazie da fare. Grazie a tutti quelli che lavorano in ospedale, a prescindere dalla loro figura, infermiere, OS tecnico, medico, medico di corsia, pronto soccorso, non importa il reparto, grazie a tutti perché quello che state facendo è qualcosa di grande. Grazie a tutti quelli che sono in strada a distribuire le mascherine, protezione civile, aiuto con gli alimenti e distribuzione a casa, tutte quelle imprese che vanno avanti a fare la distribuzione porta a porta, ai privati che stanno donando importanti somme e si stanno dimostrando parte non tanto aziendale quanto comunitaria, quindi in aiuto al prossimo. Chiedo anche un grazie per i più piccoli perché siete positivi e questo è fantastico, avere un'ottica e un approccio, anche se non sapete costruire un respiratore, siete distributori positivi di felicità, di speranza, siete solidali con quello che è il momento e le persone che lo stanno vivendo. Quindi un grazie anche a voi più piccoli. Andiamo a leggerci un'altra storia zen assieme, quella di stasera si intitola La risposta del morto. È una storia dura, però ha un bellissimo risvolto che si aggancia al mio preambolo iniziale. Quando Mamiglia, che divenne in seguito un famoso predicatore, andò da un insegnante per farsi istruire, gli fu chiesto di spiegare il suono di una sola mano. Storia vecchia che avete già letto e vissuto con me. Quindi rileggetevela magari più tardi o riascoltatela. Mamiglia meditò intensamente quale potesse essere il suono di una sola mano. Non ti applichi abbastanza, gli disse l'insegnante. Sei troppo attaccato al cibo, alla ricchezza, alle cose e ai loro suoni. Sarebbe molto meglio se tu morissi. Questo risolverebbe ogni problema. Quando Mamiglia si presentò all'insegnante la volta successiva, quello gli domandò di nuovo che cosa avesse da dire a proposito del suono di una sola mano. Subito Mamiglia si lasciò cadere a terra, giù, come fosse morto. Sei proprio morto, osservò allora l'insegnante. Ma che mi dici di quel suono? Quello non l'ho ancora risolto, rispose Mamiglia alzando lo sguardo. I morti non parlano, disse l'insegnante. Ora su, vattene. È una storia forte. Si chiude in modo molto duro, questo perché l'allievo in questo caso o il discepolo non ha compreso le parole effettivamente, quindi c'è stata una forte incomprensione, quasi come se l'allievo avesse preso alla lettera il fatto che doveva morire, senza invece capire quello che c'era dietro la richiesta. Sarebbe molto meglio se tu morissi. Perché? Perché se tu stai per morire o comunque se sei morto, della villa, della Ferrari, della tua macchina, dei soldi, dei suoni che ci sono in giro per il mondo, non ti interessa più, non ti importa più. Il fatto stesso di avere a che fare con delle cose materiali non ti può far apprezzare lo zen. Questo è il pensiero del maestro, che si irrita alla fine perché prende alla lettera il fatto di morire, scimmiottando di cadere in una specie di trance o comunque di cadere in uno stato quasi morto, e poi pure gli risponde: ci sta prendendo in giro, dice l'insegnante, ma c'è o ci fa? Quindi come idea l'insegnante in modo un po' brusco gli dice: orsù, vattene via. Perché? Perché la lezione va imparata in qualche modo. Si prova con le buone, si cerca di indirizzare tante volte e non vuol dire che bisogna cacciare e mandare via le persone per fargli capire. Tante volte semplicemente quello schema di pensiero non va più bene. Se si è già provato in un modo e non ha funzionato, si riprova. Se poi non funziona, cambiamo strategia. A livello marziale è la stessa cosa. Se sto insegnando una tecnica e nel primo modo che ho provato a spiegarmi non ci sono riuscito, provo in un altro. Posso insistere, ma non 2 o 3 volte. Cambio approccio, cambio metodo. Questo dovrebbe essere il tentativo che l'insegnante ha di mettersi in connessione con chi deve riuscire a portare fuori i movimenti da sé. Senza questo tipo di ricerca l'insegnante sarà sempre
una fase indietro rispetto all'allievo. Perché? Perché se io riesco a mettermi nei panni dell'allievo e anche in come lui ragiona, riesco a dargli quello di cui ha bisogno. Altrimenti sto solamente passando quello che io so fare, il mio vestito di judo, il mio modo di fare judo, a un'altra persona, ma non è detto che quel modo gli vada bene o gli calzi a pennello. Devo cercare di essere più naturale verso il suo modo di ragionare, verso il suo modo di fare. È interessante comunque il fatto come tante volte anche noi prendiamo alla lettera certe cose e non trascendiamo quello che è il significato più grande. Quindi non state sulle cose materiali, questa storia zen è su questo, e cercate qualcosa di un'intelligenza di tipo diverso. Vi dico cosa ho pensato io quando ho letto il suono di una sola mano per la prima volta, l'altra storia zen. Di primo acchito avevo pensato che il suono di una sola mano, pensiero mio personale, fosse una carezza. Perché è un altro tipo di intelligenza, è un'intelligenza di tipo emotivo, e è un'intelligenza buona, che non ha niente a che fare con la fisica dei suoni, eppure ha a che fare con la fisica dei sentimenti. E infatti è interessante capire che un applauso fa frastornare le orecchie, però una carezza, ad esempio, fa frastornare il cuore magari. E questo deve essere un modo di pensare, quindi non cerchiamo sempre la parola collegata all'azione in maniera diretta, cerchiamo anche la parola collegata a un simbolo, un'idea mentale. Cerchiamo una parola magari che sia collegata a uno spirito, a un modo di scatenare dei sentimenti, delle emozioni. Questo è importante perché racchiude anche tante sensazioni marziali. Tante volte vi capiterà anche in gara, non so cosa ho fatto, però mi è venuto da farlo e è venuto così. Quel non so che direbbe Leopardi. È una cosa che capita e è molto difficile da descrivere con delle parole. Questo perché possono anche essere un sistema limitato. Io avevo pensato appunto che questa situazione del suono da analizzare di una sola mano, per me la prima volta che l'ho letta, fosse una carezza, perché non per forza dovevo usare gli strumenti dell'orecchio, ma potevo usare il tatto o potevo usare un'emozione. Quindi io l'avevo letta in questo modo, poi ho scoperto che la lettura era un'altra, cioè che riguardava due mani che applaudono, fanno qualcosa di più che una mano sola, quindi l'universo, stare insieme, l'unione e la ricerca, però alla fine anche la mia visione personale è di unione, è di ricerca, è di sensazione che unisce. E questo è un altro modo con cui si possono anche interpretare le storie zen. Quindi non è detto che lo zen che raggiunge una persona sia lo stesso di un'altra. Ognuno ragiona su dei canali propri, ci si confronta su dei canali comuni e si aspira a una grande strada, a un grande viaggio, a un grande do che chissà dove ci porterà. Intanto cerchiamo sempre di migliorarci. Questo è lo scopo che vi consiglio. Ci vediamo alla prossima. Un saluto.